La nostra rete è capillarmente presente in tutto il mondo e funge proprio da intelligence economica a vantaggio degli imprenditori che vogliono soprattutto diversificare e affacciarsi a nuovi mercati, ma anche delle istituzioni che li accompagnano. Questo perché nel mondo di oggi bisogna avere le antenne dritte e capire quando un mercato si sta chiudendo e a quali condizioni, e a quali condizioni invece un altro mercato si sta aprendo, e a quali condizioni soprattutto una piccola impresa italiana può diversificare i propri mercati di sbocco. Ecco, questo è il nostro compito attraverso una rete di 86 punti in 64 paesi. Abbiamo 14 camere di commercio in 10 dei paesi oggetto del forum di oggi, che hanno proprio questa funzione di semaforo per far capire quando un mercato presenta o sta per presentare maggiori opportunità. Ho fatto l'esempio dell'Australia, dove ero poche settimane prima dell'accordo con l'Unione Europea, e lì già le nostre camere pensavano a come proporre nuovi servizi e nuove iniziative alle imprese italiane, per le quali si apriva un mondo nuovo, da quello della meccanica al vino, a seguito di questo accordo. Ecco, un po' questo è il nostro compito, quello di accompagnare per mano, guidare per mano le nostre imprese piccole, spesso non direttamente esportatrici, ma indirettamente esportatrici in filiera, a utilizzare quello che, ahimè, necessariamente in questo momento guida il nostro paese, che sono i mercati esteri. Questi settori ovviamente estremamente diversificati da un paese all'altro. In questo momento direi ci sono più che tre di settori, parlerei di tendenze, mercati ai quali le nostre imprese possono fare riferimento. Il primo è l'India, non solo per l'accordo con l'Unione Europea, ma anche per la posizione cruciale di hub manifatturiero per tutta l'area. E qui, direttamente o indirettamente, appunto in filiera, le nostre imprese possono, attrezzandosi, anche utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Simest, ad esempio, riuscire ad arrivare direttamente o indirettamente in un mercato altrimenti inavvicinabile fino a qualche tempo fa. Ma c'è anche la Cina per le tecnologie, ci sono i paesi ASEAN, appunto dalla Corea in testa, con i beni di consumo, per un'immagine ancora fortissima che ha il nostro Made in Italy, ma anche per una capacità sempre maggiore di una classe media alto spendente di utilizzare prodotti italiani. Ecco, su questo si innesta invece un tessuto produttivo italiano e veneto, formato da imprese di piccolissima dimensione, che necessariamente devono trovare un'interlocuzione nel sistema camerale italiano, a partire dalla Camera di Treviso Belluno Dolomiti, da Venice Promex, ma anche dal mondo associativo, per riuscire a creare cluster e gruppi di aziende che, appunto, come si dice, insieme si fa la forza, riescano anche ad arrivare in mercati dove individualmente sarebbe davvero improponibile giungere.